di portare il Formeo a Trieste dopo 10 anni, quindi sono tanti. E di questo ci sentiamo un po' orgogliosi. E noi ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Non siamo in tantissimi, siamo in tanti. Non siamo in tantissimi, ma siamo in tanti. E l'intento è di far passare una giornata gradevole, una giornata piacevole, di divertirsi, adesso continueremo. Tanto lavoro concentrato in 2 settimane e mezzo. Penso che non abbiamo fatto tantissimi lavori ufficialmente, ne abbiamo fatti 2, però sinceramente parlando, organizzare questo evento, quello che voi vedete, nell'arco di 2 settimane e mezzo, veramente, certo, è stata un'impresa, e io sarò Pignolo, sarò logorroico, quello che volete, a Trieste che è famosa per non se poi. Sì, Trieste è la città del non se poi, bravissimo, è la città del non se poi. Diciamo che cercheremo di sfondare questo muro di gomma, perché non ne possiamo più di fare soltanto le gincane, per quanto siano belle, a Tuino, a Sitiana. Rispettiamo tantissimo la Trieste Officina, l'amiamo, il simbolo della nostra città, e continueremo ad amarla, per l'amor di Dio, però abbiamo bisogno di respirare Alfa Romeo anche qua, perché abbiamo la fama, ma dopo tanti anni abbiamo la fama. Io volevo dire questo. Io volevo adesso chiamare fuori, so che mi odieranno, ma lo devo fare perché mi hanno sopportato, mi hanno obbedito incondizionatamente lanciando. Non è vero, ti ho fatto arrabbiare. Hanno obbedito a lei. Hanno obbedito a lei. Ma anche in certi casi sì. Io volevo chiamare fuori Roberto, vieni qua, alzi il culo, vieni qua. Resta fuori! Resta là! Dai! Come lo secchino d'oro. Poi c'è uno che, non è che ha fatto quello tanto. Comunque non fa un... lui è il manager, lui lavora col cervello, no? Però oggi l'ho visto che andava su giù, faceva, chiamava. Era più del cervello. Era più del cervello. Sì, il cervello, però il cervello pacato. Lorenzo, mi guarda. Bravo! L'alleato preferito di Gabri, quello Gabri senza di te, non ce l'ha. Vero! Renzo, grandissimo. Poi abbiamo uno che è grande. E non solo di spirito. Prova a dire qualcosa. Vedo. Procurato il fianco, ha condotto un eccellente, proprio si è buttato a chiudere ogni tipo di incrocio. Pensavo per questo. Vediamo subito. Bravissimo. Bravissimo. E soprattutto sentendo un anno di stile Formeo, perché è cominciato con Corianco. Ormai ha vinto un patto col diavolo. Poi abbiamo uno che ieri, io non sono buono, lo sapete, io non sono buono, ma ieri mi faceva passione. Ho messo le foto su Facebook, soffrivo solo nel guardare le foto, però era distrutto perché l'abbiamo fatto verniciare in ginocchio, l'abbiamo costretto su una sedia, e penso che poveri bambini cinesi che fanno le Nike hanno condizioni di vita migliori. Non paghi di solo, abbiamo fatto scaricare testate, roba, tutto qua, ripartiti verso Grignano, recintare l'area, e ogni 50 metri 100 fermarsi a prendere un cartello con le macchine che potevano investirlo. Marci, vieni fuori.